Una forte denuncia è arrivata dal sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, che ha avvisato i carabinieri dopo aver ricevuto notizie certe circa i furti d'acqua che hanno messo in ginocchio la propria città. I furti d'acqua anche di 100 litri a secondo a Palma di Montechiaro e in altri comuni agrigentini. La situazione idrica da 2 mesi a questa parte è veramente drammatica. I turni si mantengono lunghi malgrado le pressioni esercitate dai sindaci nei confronti di Sicilia Acque. In questi 2 mesi, spiega il sindaco, si sono verificate tutta una serie di circostanze che hanno mandato in tilt la distribuzione idrica. Abbiamo iniziato con l'Enel, che per lavori propri ha staccato l'energia elettrica per 2 o 3 volte e di conseguenza anche Sicilia Acque ha dovuto sospendere l'erogazione con il risultato di 50 litri al secondo che vanno perduti, che in estate si fanno sentire come. Poi le diverse rotture lungo la condotta del Consorzio Tre Sorgenti, che ha acuito ulteriormente le criticità nella distribuzione. Malgrado ciò, comunque, avremmo ugualmente superato le difficoltà se non fosse che abbiamo scoperto che ci sono continui furti del prezioso liquido. Le rotture sono state riparate anche a suon di record dai tecnici del Tre Sorgenti, ma una volta fatto ciò, non appena chiamato Sicilacque per chiedere una portata maggiore al fine di superare la crisi, mi sono sentito rispondere che si perdono circa 70-100 litri di acqua al secondo a causa proprio delle rotture che sarebbero provocate. Ci siamo accorti che magicamente nel corso della notte l'acqua che veniva incanalata per servire le case dei palmesi scompariva. A quel punto abbiamo installato delle telecamere e come per incanto l'acqua non è più scomparsa. Di tutto ciò abbiamo messo al corrente, afferma il sindaco Castellino, le forze dell'ordine, ha avvisato il prefetto. Adesso la mia speranza è che i responsabili dei continui furti d'acqua che hanno messo in ginocchio la città del Gattopardo possano essere individuati e puniti perché sono dei delinquenti. Si sono verificate contestualmente per una serie di coincidenze, una serie di eventi imprevisti e imprevedibili. L'Enel che da un lato per lavori propri per 2 o 3 volte interrompe l'erogazione elettrica e quindi Sicilia Acque a sua volta interrompe a noi l'erogazione idrica. Quindi perdere 50 litri al secondo per 2 o 3 giorni in estate fa sì che i turni si dilatino. Se a questo si sommano le rotture avute dal Consorzio Tre Sorgenti, capite bene che la situazione diventa drammatica. Ma sarebbe stata anche quella risolvibile. E infatti sia Sicilia Acque che il Consorzio Tre Sorgenti, che come non mai è intervenuto per riparare le rotture, e lo ripeto, come non mai, con una solerzia che veramente ci deve rendere orgogliosi per come sono andati i tempi di intervento. E di questo ringrazio il vicepresidente Calogero Malluzzo e il direttore tecnico architetto Salvatore Di Vincenzo. Nonostante questa solerzia, ci ritroviamo con turni ancora lunghissimi. Le rotture, alcune sembrano essere dovute al caso, altre parrebbe o danno l'idea che non sia proprio il caso a rompere le condotte. E di questo ne ho parlato con la prefettura, con i carabinieri e con la Polizia di Stato, che ringrazio sempre per la loro vicinanza, il loro supporto e il lavoro preziosissimo che svolgono. Come ringrazio il mio vice sindaco, l'architetto Scopelliti, che ha seguito direttamente l'andamento dell'erogazione dei turni, dei serbatoi e delle riparazioni. Badate bene che cosa accade. Accade che Sicilia Acque, io la chiamo per avere una dotazione in più per recuperare i turni, e mi dice che nella sua condotta vi sono perdite o furti per 100 litri al secondo, da 70 a 100 litri al secondo, di una gravità inaudita. Al contempo ci siamo resi conto che quando il Consorzio consegnava al Consorzio dei Sorgenti l'acqua al Comune di Palma alla Sconfitta, durante la notte, nel tratto di competenza del Comune, quest'acqua, dalla Sconfitta al Garrobito, magicamente scompariva. Allora ci siamo attivati, abbiamo messo le telecamere e stiamo controllando giorno e notte la condotta. E magicamente tale problematica è scomparsa.
Di questo evidentemente sono state avvisate le forze dell'ordine, con i quali, per esempio con i carabinieri, si è fatto pure un sopralluogo congiunto con la polizia municipale. Chi ruba l'acqua è un ladro. Chi ruba l'acqua in un momento di crisi così forte è un farabutto ed è un criminale.